Oggi al Villa è giornata di esordi. 3 delle squadre che ci hanno dato e ci daranno spettacolo lo faranno esordendo nella stagione 2025. Il Berchet, una storica del torneo, terzo anno, da sempre capitanata da Andrea Saltarella, che non si stanca mai dell'MFC, non ha mai trovato il passaggio del turno. Quest'anno un tridente da osservare, quello con il capitano. Limiti e Salernitano ad accompagnarlo. Lo Schiaparelli Gramsci all'esordio assoluto, buone prestazioni ai playoff, una gara di apertura molto interessante per il girone D. Prima di reggere le formazioni, saluto Marcello Brescia, che anche oggi mi tiene compagnia al commento. Ciao Marci. Sempre un piacere stare con te, Datto. Allora, partiamo dal Berchet, che schiera un 4-4-1-1. Pisani tra i pali, Cipriani, Maruccio, Merlotti e Turola per la difesa. Il capitano Andrea Sartarella sull'esterno di destra, sull'esterno di sinistra invece Limiti. I centrocampisti saranno Mattioni e Carleo e Paolo Franzin, detto Pato, alle spalle di Francesco Salernitano. Sì, di questo 4-4-2 da tenere d'occhio soprattutto i giocatori sulle fasce. Capitan Saltarella dovrà far valere la propria esperienza e da tenere d'occhio anche i limiti. 4-3-1-2 per il Gramsci, D'Adamo tra i pali, Vivaldini, Nichetti, Cimarra e Di Crescenzo, i 4 di difesa, davanti a loro Lenzi, le mezzali saranno Boselli e Balbi e Thomas Lanzone dietro le 2 punte, Leonardo Marzo e Toni Giuliani. Fischia Dedè, è iniziata Berchet Gramsci, primo pallone per il liceo classico. Proviamo a cercare in mezzo Giuliani, spalle alla porta, Giuliani sponda da Magnelli che calcia con il destro e chiude lo specchio Pisani. Temo che poi in realtà per noi è solo meglio, perché più spettacolo che il Gramsci sia una squadra forte. Così è impressione. Si stacca Vivaldini, zona cross, eccolo che arriva, cercato Giuliani che in qualche modo fa sponda per il destro di Lenzi con il piattone alto sopra la traversa. Terzino sinistro dello Schiaparelli che risponde indubbiamente con una notevole fisicità. Boselli va da Lenzi, da uno sguardo alla porta, va in porta, palo pieno di Lenzi. E allora allontana il Berchet, trovato Salernitano, bello l'aggancio, bello anche il suggerimento per Limiti che arriva in area di rigore. Limiti, calcia in porta e stavolta chiude lo specchio d'Adamo, calcio d'angolo, si accende il Berchet, si accende la partita. Era Turola, stava arrivando sul pallone, ancora Salernitano cercato con le mani, prova a girarsi di testa, esce così e così D'Adamo, Salernitano ed è avanti il Berchet, eccolo qui, Francesco Salernitano sull'indecisione di D'Adamo, 1-0. Gol rocambolesco e anche inaspettato, perché nel primo tempo, per la maggior parte del tempo, la partita l'aveva fatta lo Schiaparelli, ma bravo il Berchet a punire nei pochi momenti in cui si è reso pericoloso. Fischia 2 volte Dedè, è avanti un po' inaspettatamente il Berchet per la partita che ha fatto il Gramsci, tutto da rifare per gli uomini in maglia verde, 1-0. Fischia Dedè, ricomincia Berchet Gramsci, è sotto il Gramsci, va subito a cercare la profondità dove c'è Boselli. Lenzi cross sul secondo palo dove c'è Magnelli, ancora una volta in torsione senza trovare lo specchio. Ancora Lenzi praticamente dalla stessa mattonella di pochi istanti fa. Magnelli all'interno dell'area se l'è divorato il gol del pareggio, vediamo se ci sarà un'altra chance. Lenzi sempre da quelle parti e arriva Cimarra per il gol del pareggio. Eccola la palla morbida del numero 11, Cimarra non sbaglia, 1-1. Diciamo che al terzo assist perfetto di Lenzi era anche ora che qualcuno buttasse dentro il pallone. Ottimo inserimento del numero 4. Pisani va lungo, Cimarra per primo nella lotta con i 2 marcatori fin qui. Saltarella va a lottare, allontana, diventa buona per Limiti che può battagliare con Nichetti. Poi Salernitano pulisce anche questa, bella palla per Limiti in area di rigore. Limiti col tocco sotto non la colpisce bene, si divora il gol del 2-1. Giuliani sponda, poi se la fa ridare Giuliani, così e così Pisani, Toni Giuliani, 2-1 per il Gramsci che l'ha ribaltata. Ma la cosa migliore Giuliani la fa nel mettere il corpo davanti al difensore per raccogliere il lancio lungo, scaricare e buttarsi subito in profondità. Movimento da grande attaccante. Salernitano conta i passi, prova a farla scendere
per cambiare il risultato. Cross a cercare ancora Salernitano, si aiuta ancora con le braccia Cimara, la palla passa! E poi D'Adamo blocca. Rimessa laterale per Di Crescenzo che gioca un po' con il cronometro. Poi cerca di allontanare più che può. Magnelli porta a casa altra rimessa, guadagna metri il Gramsci e c'è il triplice fischio di Agostino Dedè. Il Gramsci vince all'esordio assoluto in MFC i primi 3 punti. Il Berchet invece dovrà affrontare Cardano e Agnesi per provare a passare il turno.